Questa trasmissione è offerta da Iclea. A tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Vaccini al microscopio, il titolo di questa puntata. Parleremo del siero, delle ultime polemiche che si sono sviluppate, ma anche delle novità della giornata, ad esempio quella legata alla firma del protocollo. Presente il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini, del protocollo, dicevo, che consentirà le vaccinazioni all'interno delle fabbriche. Queste ultime giornate sono state piuttosto intense, con il caos vaccini e il caso AstraZeneca che è stato al centro dell'attenzione, con non poche preoccupazioni da parte dell'opinione pubblica. Domani sarà una giornata importante perché per domani è atteso il giudizio dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che si esprimerà appunto sui casi finiti all'attenzione a livello nazionale e non solo. Le autopsie effettuate sulle persone decedute dopo l'iniezione, dopo l'inoculazione del siero di AstraZeneca, pare ci dicano che non ci sono collegamenti diretti tra il vaccino e queste morti sulle quali si indaga. L'EMA si è presa del tempo per verificare e domani appunto conosceremo il giudizio dell'Agenzia Europea del Farmaco. Non poche preoccupazioni sono state espresse in regione dal presidente Fedriga, che ha detto l'unico problema che abbiamo con AstraZeneca è quello legato alle forniture. Non mettiamo in dubbio la sicurezza del vaccino, ma temiamo che questa vicenda rallenti ulteriormente la campagna vaccinale. Rassicurazioni sono arrivate sempre oggi dal Ministro della Salute Speranza, che ha appunto spiegato come questa sospensione temporanea delle vaccinazioni AstraZeneca sia appunto in via precauzionale. Si è usata la massima precauzione in questo senso. Questo è uno dei temi che affronteremo nel corso della puntata. Sentiremo anche una voce illustre, quella del professor Mauro Ferrari, uno dei massimi esperti a livello internazionale nel campo delle nanotecnologie, che torna a parlare, lo fa proprio qui su Telefriuli, più o meno a un anno da quando diede le dimissioni da presidente del Consiglio europeo della ricerca, una vicenda che c'entra molto con il Covid. Ma partiamo da quella che è la situazione attuale. A che punto è la pandemia, l'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia? Il picco era atteso attorno alla metà di marzo, è così, lo abbiamo raggiunto. Ne abbiamo parlato con Massimo Crapis, responsabile delle malattie infettive dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, con il quale abbiamo parlato anche del caso AstraZeneca. Gli abbiamo chiesto se è giusta questa sospensione che è stata decisa in attesa appunto del pronunciamento dell'EMA. Partiamo da qui. Siamo in compagnia del dottor Massimo Crapis, responsabile delle malattie infettive dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, per analizzare quella che è la situazione attuale nella nostra regione. Innanzitutto partiamo dai numeri. Il Friuli Venezia Giulia si pone come la regione peggiore a livello di contagi e anche di morti in percentuale sulla popolazione. Come è potuto succedere, dottor Crapis, che siamo diventati i peggiori? Sempre difficile riuscire a capire, diciamo, gli andamenti epidemici. Va detto che sicuramente la situazione, soprattutto per quanto riguarda la nostra regione dell'Udinese e del Goriziano, è una situazione molto allarmante dal punto di vista dei numeri. Ovviamente la prima valutazione che viene da un punto di vista epidemiologico è pensare che in queste zone ci sia stato meno rispetto di quelle norme che
predichiamo da tanti mesi, cioè mascherina, distanziamento e lavaggio mani, anche perché sennò appunto non si spiegherebbe come molto più vicini, diciamo in territori contigui, non ci sia la stessa situazione epidemiologica. Quanto può incidere la variante? Che cosa state scoprendo sempre di più di questa variante? Diciamo che la variante incide tantissimo, nel senso che in questo momento ormai è il genotipo prevalente di virus. Parliamo di percentuali sicuramente al di sopra del 60-70%. È una variante che è molto più contagiosa, quindi ha più facilità a contagiare le persone. Si stima che l'RT, quello che ormai numero che abbiamo imparato a conoscere, lo standard diciamo del Covid è 2-2,5, ovviamente al di fuori delle norme, diciamo così, per il contenimento del contagio, è di 4 l'RT, quindi è doppio circa rispetto alla diciamo la parte normale del Covid. Detto questo, in realtà purtroppo è appena uscito un lavoro su un'autorevole rivista scientifica che fa vedere i primi dati anche clinici della variante, fa vedere che c'è un incremento di 3 morti ogni 1000 contagiati, quindi correla anche con una forma di clinica lievemente più grave e quindi effettivamente i dati crociano con la real life in questo momento, perché purtroppo abbiamo ricoverato tanti pazienti molto giovani che versano comunque in condizioni assolutamente critiche. È possibile immaginare, ipotizzare quale sarà il picco di questa terza ondata? Diciamo che la stima epidemiologica della terza ondata dice che dovremmo avere un picco fra 10-15 giorni, quindi poco prima di Pasqua. Gli ospedali sono grandemente in sofferenza, diciamo che gli ospedali dell'ASUFC, del Friuli Centrale, sono praticamente pieni, sono tutti pieni, per cui diciamo sono in grande sofferenza, tanto che ovviamente in regione si cerca di lavorare in rete, quindi di supportare coloro che hanno bisogno, e quindi anche noi, il 70% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sono residenti nel Friuli Centrale, e anche una discreta parte di pazienti ricoverati in strutture non intensive sempre provengono dal Friuli Centrale. Speriamo quindi che poi con Pasqua e soprattutto nel periodo post Pasqua si possa andare a una riduzione importante della curva dei contagi, e a quel punto poi, venendo anche la bella stagione, che non è solo che ci piace uscire di più, ma perché abbiamo visto che dall'anno scorso aiuta molto nella riduzione della circolazione del virus, questo poi ci possa consentire di non avere più ondate di questa portata. E l'età sta scendendo, questo anche perché forse una fascia di età è maggiormente vaccinata e quindi sono più esposti i più giovani, o ci sono altre motivazioni? Noi siamo passati da una situazione in cui gli ultraottantenni rappresentavano più del 50% dei ricoverati a quando adesso rappresentano il 10-15% dei ricoverati. Sicuramente ci sarà una motivazione anche epidemiologica, nel senso che ovviamente gli anziani, magari anche perché martoriati nella seconda ondata, sono stati anche più a casa e purtroppo qualcuno ci ha già anche lasciato, e quindi diciamo ce ne sono meno, ma sicuramente è perché la maggior parte di loro ha ricevuto almeno già la prima dose di vaccino, e molti, quasi il 50%, dovrebbero aver ricevuto anche già la seconda dose. Quindi una dimostrazione di efficacia, diciamo così, della vaccinazione, che abbiamo parallelamente anche nella popolazione dei dipendenti. Io parlo ovviamente dei dipendenti della Friuli Occidentale, dove in questo momento ci sono 8 dipendenti positivi, ma solo uno di questi vaccinato. Diciamo una conferma che il vaccino è assolutamente molto efficace. Prima ha sottolineato l'efficacia del vaccino Pfizer per gli anziani e anche per voi operatori sanitari. Veniamo però all'AstraZeneca, sospeso in questi giorni dall'AIFA in attesa di un pronunciamento dell'EMA. La situazione è una situazione difficile dal punto di vista mediatico-comunicativo. In realtà dal punto di vista scientifico la situazione al momento non è particolarmente grave. C'è una giusta indagine in corso per capire se degli eventi avversi segnalati gravi, come anche casi mortali, siano da correlare o meno come nesso di causalità con la vaccinazione. In questo giustamente i lotti che erano quelli utilizzati nei pazienti che hanno avuto questi problemi sono stati ritirati,
e ritengo che sarebbe stato corretto fermarsi lì. Purtroppo poi sull'onda dell'emotività, e questo io credo che noi come comunità scientifica non dovremmo ragionare sull'onda dell'emotività, però purtroppo sull'onda dell'emotività e del fatto che altri stati hanno deciso poi di essere ancora più precauzionali e quindi di bloccare tutto, anche l'Italia alla fine ha deciso di bloccare tutta la vaccinazione per AstraZeneca. Addirittura se andiamo a fare i calcoli, come qualche eminente immunologo ha fatto, tra i casi riportati nei pazienti vaccinati con AstraZeneca e i casi nella popolazione generale, in realtà sono inferiori rispetto all'atteso. Quindi se ci sarà un pronunciamento dell'EMA che non c'è questo nesso di causalità, la vaccinazione deve riprendere il prima possibile. Ed ora la parola a un altro medico, Pietro Tropeano, che è assessore comunale a Pordenone ma anche medico responsabile del centro trombosi dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, il quale dice sulla vicenda vaccini no a facili allarmismi. Gli effetti collaterali che hanno purtroppo provocato anche alcune morti, causati forse dal vaccino AstraZeneca, hanno allarmato un po' la popolazione. Siamo in compagnia del dottor Pietro Tropeano, che è il responsabile del centro trombosi dell'ospedale di Pordenone, e visto che questi fenomeni hanno riguardato anche alcuni trombi, chiediamo a lei qual è il punto della situazione, ecco, come dobbiamo vedere queste reazioni avverse al vaccino? Ma certamente quello che sta succedendo in questo momento è un passaggio delicato. Si è parlato di trombosi e noi di trombosi ne abbiamo viste tante durante e le vediamo ancora nelle infezioni da Covid. Questo passaggio, ripeto, che è quasi conclamato nei pazienti affetti da Covid, è in questo momento messo un po' in fase di studio in pazienti che hanno assunto dosi di vaccino AstraZeneca. Devo dire innanzitutto che in questo momento non abbiamo nessuna certezza che il vaccino AstraZeneca possa provocare degli effetti di alterazione della coagulazione. Io dico questo però, al di fuori di allarmismi facili, noi abbiamo sospeso comunque il lotto interessato. Quel lotto oltretutto era quello che abbiamo usato anche noi nella nostra regione e praticamente è stato dato a tutti, quasi 5.000 dosi sono state, eccetto 50 credo, sono state date appunto credo agli insegnanti e ai militari, e non mi sembra di aver visto grossi effetti collaterali tranne la febbre e i dolori muscolari, ma questi sono previsti e sono codificati. Allora io dico, certamente ipotizzare che ci sia un nesso di casualità tra il vaccino AstraZeneca e l'attivazione della coagulazione è tutto da verificare. In questo momento può essere una supposizione. Noi sappiamo benissimo che all'interno dei processi in cui si innesca anche la cascata anticorpale dopo il vaccino del Covid, possono succedere degli eventi che possono portare a alterazioni del sistema coagulativo, però sono minime, che non riescono a dare quella patologia di cui si è parlato, l'embolia polmonare, che è la patologia massima dello sviluppo di una trombosi, che può portare appunto a morte anche l'individuo. Quindi per concludere dico che bisogna usare molta attenzione anche nell'esporre le situazioni. In questo momento siamo in attesa di verifiche ed è giusto che il lotto sia stato sospeso. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo più o meno a un anno fa, erano i primi giorni di aprile quando il professor Mauro Ferrari, udinese di nascita, americano d'adozione, diede le dimissioni da presidente del Consiglio europeo della ricerca, ruolo che peraltro aveva assunto pochi mesi prima, a inizio gennaio del 2020. In quel periodo il Covid stava dilagando in tutto il mondo, il professor Ferrari si dimise, spiegando peraltro di non essere riuscito nell'intento di riconvertire tutto il sistema dell'ERC alla ricerca.
applicata per battere il SARS-CoV-2. E allora proprio dalla California il professor Ferrari, accademico, bioingegnere, ricercatore che è impegnato principalmente nella ricerca sulle nanotecnologie nel campo della bioingegneria applicata in medicina, è in collegamento con noi. Grazie intanto per aver risposto al nostro invito. Beh, grazie a voi per l'invito e come lei sa io ho deciso di non rendermi più disponibile per la stampa né nazionalmente né internazionalmente, però per i miei amici friulani è un altro discorso. Qualsiasi cosa che posso fare con e per i Friuli sono sempre disponibile, quindi vi ringrazio della possibilità. Chiarisco una cosa su quello che diceva prima, io non ho mai chiesto di convertire l'intero sistema IRC alla ricerca sul Covid. Io ho soltanto detto che forse una parte di questo meccanismo di finanziamento poteva essere dedicato naturalmente al Covid-19 per ragioni che credo che siano evidenti, e ho dato dei suggerimenti al sistema Europa su come si poteva affrontare l'emergenza e dando delle previsioni su cosa poteva succedere. E purtroppo qualche ragione ce l'avevo, avrei preferito avere completamente torto, invece qualche ragione ce l'avevo, come il futuro poi ha raccontato. Ma non è di questo che vogliamo parlare, credo. Pensiamo del futuro, parliamo del futuro che ci possiamo attendere da questo punto in poi, senza andare a ripescare cose passate, sulle quali credo abbiamo già detto le cose definitive, insomma. E allora cerchiamo di guardare avanti tenendo conto di quella che è la situazione attuale, di quello che è il presente, di quello che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno. In questo momento il dibattito è incentrato sui vaccini e soprattutto in queste ultime ore il tema AstraZeneca con la sospensione temporanea delle vaccinazioni sta facendo discutere. Alcuni cittadini manifestano qualche perplessità, qualche preoccupazione. Il ministro Speranza anche stamattina ha rassicurato i cittadini, attesa la decisione dell'EMA. Ecco, lei come vede tutta questa situazione? Ripetiamo, a un anno di distanza ormai da quando tutto è cominciato. Ma intanto sarebbe fuori luogo per me entrare nel dettaglio specifico della situazione di AstraZeneca. Chiaramente non ho dati che il ministro ha e che altri enti hanno. Trovo che i numeri che ho visto fino adesso siano in realtà molto rassicuranti. Il vaccino è stato somministrato a milioni di persone, c'è stato un numero molto molto basso di casi possibilmente problematici che non sappiamo neanche ancora se siano veramente correlati al vaccino oppure no. Quindi la cautela da parte del Ministero, la cautela da parte degli enti omologatori, naturalmente dei vari paesi, è certamente una cosa giusta, ma devo dire che naturalmente, come in tutte le cose in medicina, bisogna bilanciare i rischi e i benefici, e i benefici dei vaccini sono straordinari. Dobbiamo abbracciare, secondo me, la campagna vaccinale con grande entusiasmo e vediamo che nei paesi dove questo è successo le cose stanno cambiando molto molto rapidamente, con enormi benefici di salute per la comunità. Quindi è giusto stare attenti, naturalmente essere preoccupati, lasciare che gli enti preposti facciano il loro lavoro, ma ricordiamoci che il vaccino è il nostro strumento principale per debellare questa situazione pazzesca in cui ci siamo trovati globalmente per tutti questi anni. Milioni di persone hanno ricevuto le dosi necessarie dei vari vaccini e, come dico, di casi che è possibile, ma non sappiamo neanche se sono ancora realmente problematici per causa del vaccino, ce ne sono stati pochissimi. Io direi che finora la campagna vaccinale sia un straordinario successo, almeno nei paesi in cui è stata implementata in maniera massiccia. Ecco, l'Europa si è mossa decisamente in ordine sparso in questa vicenda, i paesi si sono organizzati in maniera diversa con risultati anche diversi. Ecco, dalla California lei come vede a questa organizzazione o disorganizzazione? Perché poi anche lì c'è tutta la questione dell'acquisto di vaccini con tutte le relative polemiche che si sono innescate. Beh, diciamo che ci sono 3 paesi che hanno fatto un po' di testa propria e ne stanno traendo i benefici, e questi sono chiaramente Israele, il Regno Unito e gli Stati Uniti, che si sono mossi molto rapidamente per acquisire un numero molto consistente
di dosi, chiaramente senza badare troppissimo a spese, anche perché quello che magari certi sistemi vogliono risparmiare come costi d'acquisto, poi devono pagarlo come danno economico al paese e alla comunità comunque, ma molto 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 di più se non si muovono abbastanza rapidamente in maniera abbastanza naturalmente completa. Quindi credo che Stati Uniti, Inghilterra e Israele finora abbiano fatto un po' vedere qual è la strategia migliore per muoversi. Negli Stati Uniti la campagna vaccinale è in pieno sviluppo, ma in realtà ha già vaccinato una percentuale molto significativa della popolazione. In Israele abbiamo visto un terzo, anche in Inghilterra, con benefici enormi. Quindi io non posso che applaudire tutti gli enti e tutti i paesi che si muovono più rapidamente possibile per garantire la copertura vaccinale della propria popolazione. Poi sta a ogni paese decidere qual è la modalità giusta. Certo è che una delle cose che dicevo allora e che credo abbiano detto in molti e continuino a dire in molti giustamente, è che la frammentazione fra i paesi, questo chiaramente non aiuta, perché come ben sappiamo il virus non è che si ferma al confine, e quindi o si riesce a coprire tutti o i danni sono chiaramente, non è più al sicuro nessuno, i danni sono chiaramente distribuiti all'intera comunità globale. Quindi lavorare insieme è una cosa straordinaria e necessaria. Adesso non bisogna, secondo me, tirare di tutto addosso all'Europa per alcune cose che potevano essere fatte meglio. L'Europa ha fatto diverse cose molto bene, insomma. Tutti gli investimenti che sono stati fatti, altri ne verranno fatti ancora, secondo me vanno premiati, vanno applauditi, vanno riconosciuti, con l'incoraggiamento a fare sempre di più e con l'incoraggiamento a imparare da questa tragica situazione pandemica degli accorgimenti politici, strategici e oltre ben di più, poi da applicare per situazioni future. Secondo me, la situazione del Covid deve insegnare a tutto il mondo a come deve essere fatta la medicina per la comunità globale, evitando di ripetere quelle piaghe storiche, quegli errori storici che purtroppo hanno determinato un po' la storia dell'approccio alla medicina, con tutte le ingiustizie, con tutte le sperequazioni, con tutte le inefficienze, di cui purtroppo l'evidenza è molto chiara. Quindi impariamo dal Covid per il futuro. E questa è un'indicazione. Andando un po' più nel concreto, volendo dare delle indicazioni, diciamo così, a chi si trova a gestire la situazione adesso nel nostro paese. In Italia sostanzialmente la campagna vaccinale paga i ritardi nelle forniture della materia prima, nelle forniture dei vaccini. È stato rivisto anche il piano, si era partito con le categorie, adesso si è deciso di procedere tenendo conto delle fasce d'età. Certo è che sono tutti ragionamenti che restano campati in aria se non arrivano le dosi previste e programmate sul territorio. Ecco, che indicazioni si sente di dare, se vuole darne? Certamente non è mio mestiere dire al Paese come deve sviluppare la campagna vaccinale. Devo dire che nessuno me l'ha chiesto e ci sono certamente enti preposti per i quali ho molto rispetto. Allora, devo dire che ci sono diverse cose in Italia che secondo me vanno sottolineate. Ho accompagnato mia mamma che ha 87 anni e vive in Friuli, a Udine, l'ho accompagnata a essere vaccinata una decina di giorni fa a Udine e devo dire che quello che ho visto sul territorio, in azione all'ospedale a Udine, mi ha fatto veramente un gran piacere vedere l'organizzazione magnifica, la gentilezza del personale, il senso di comunità. Sembrava un po' lo spirito del post-terremoto, per chi se lo ricorda, quindi devo dire complimenti veramente al personale in particolare per la cortesia, la gentilezza, la prontezza, questi grandi doti friulane di solidarietà che si vedono chiaramente in situazioni difficili, in particolare nelle situazioni più difficili. Altre cose che vedo che vanno molto bene invece dall'Italia, mi permetterei di sottolineare che c'è almeno una casa farmaceutica, Dompé Farmaceutici, con i quali lavoro da tempo e che ha 2 farmaci molto belli, secondo me molto promettenti, in corso di sperimentazione clinica,
per due fasi diverse del Covid, no? Per l'inizio della malattia, ed è un farmaco anche in sperimentazione clinica pure negli Stati Uniti, per quanto che riguarda invece gli stadi più avanzati della malattia, perché ricordiamoci, nessun vaccino dà copertura al 100%, certamente se non si prende non si può essere garantiti. Questo è un invito a chiunque possa essere vaccinato a vaccinarsi, ma comunque sia c'è sempre la possibilità che si accendano dei focolai nuovi, che ci siano delle infezioni nuove, quindi è sempre necessario avere farmaci, in particolare per le fasi più acute della malattia, quelle dalle quali è più difficile recuperare la salute piena. Allora, Dompé Farmaceutici ha un bel farmaco che secondo me è molto promettente per questi pazienti nelle condizioni più gravi. E il primo farmaco di cui parlavo, e anche quello in sperimentazione clinica su base internazionale, non solo sembra essere molto efficace per quello che riguarda diciamo, l'intervento sulle fasi iniziali della malattia in modo che non progredisca alle fasi più acute, ma anche credo che abbia buona speranza di essere utile per quanto riguarda le sequele, no? I danni a tempo lungo che vengono subiti qualche volta dai pazienti di Covid. Questo dico come esempio del fatto che l'industria farmaceutica italiana continua a dire delle cose molto belle, cose molto importanti, a contribuire al discorso della sanità e della salute globale in maniera importante. Ecco, monoclonali e cura con il plasma. Su questo fronte cosa ci può dire? Allora, i numeri che ho visto sono molto incoraggianti, sia per i monoclonali che per la cura su plasma, almeno inizialmente, che è stata un po' l'apertura della strada, anche se poi studi ulteriori hanno un po' tolto alcuni degli entusiasmi iniziali sul plasma iperimmune. L'ospedale, io stavo a Houston Methodist per tanti anni, ero presidente e amministratore delegato dei sistemi di ricerca, gestivo più di 1000 sperimentazioni cliniche, uno dei principali ospedali degli Stati Uniti, ed ero anche vicepresidente esecutivo. Quello è stato il primo ospedale in cui è stata gestita la terapia nelle fasi iniziali della pandemia, naturalmente, con plasma iperimmune. Devo dire, l'esperienza di Methodist è stata molto buona. Io non ero più a Methodist, però riferisco quello che hanno fatto le persone che si sono susseguite naturalmente alla mia funzione dirigenziale. Poi invece per quello che riguarda anticorpi monoclonali, l'ultima volta che ho sentito i miei colleghi di Methodist mi hanno raccontato di aver trattato più di 4.000 pazienti con gli anticorpi monoclonali e che su questi non c'era stato neanche un decesso. Quindi credo che i numeri di Methodist siano numeri che sono un po' anche verificati da altre esperienze in altre parti degli Stati Uniti e del mondo. Credo che l'intervento con gli anticorpi monoclonali sia una strada molto promettente che appunto impedisce al male di portarsi avanti in situazioni in cui poi la situazione è compromessa in maniera irreparabile. Quindi direi che allora, Covid-19 è una malattia molto complessa. C'è chi dice, e credo ha ragione, che è una malattia che colpisce in maniera così diversa diverse persone, diverse parti del corpo, perché la sua interfaccia col corpo umano è attraverso le pareti vascolari, è una malattia delle pareti dei vasi sanguigni e che quindi tramite questi poi colpisce diversi organi. Resta da capire perché a certe persone in un certo modo, a altre persone in altri modi, che è vero anche per i vaccini. Quindi credo che l'esperienza Covid, tornando al tema di prima che da Covid si deve imparare, sia forse per la prima volta un richiamo al fatto che l'intervento sulla malattia infettiva, anche dal punto di vista vaccinale, deve essere nel futuro, per la prima volta nella storia, personalizzato a chi riceve. Gli strumenti scientifici per la personalizzazione non ci sono ancora, ma il fatto che ci siano più vaccini e che già si vede in maniera, se vogliamo, macroscopica, che sono alcuni più adatti a certe fasce di popolazione che altri, questo è soltanto l'inizio di un percorso lungo, complicato, ma molto promettente che ci porterà nel tempo a poter decidere, a poter scegliere l'intervento di prevenzione adatto alla persona e alle sue circostanze, invece di fare come si deve fare adesso in gran parte, fondamentalmente di tutte le erbe un fascio, il che poi porta ai rischi naturalmente di
di reazioni avverse, dalle minori a quelle più importanti, come stiamo vedendo. Ma questi, come dico, sono territori scientifici completamente nuovi. Guardiamoli, abbracciamoli come opportunità per sviluppare settori nuovi della medicina per un futuro migliore. Le chiedo un'ultimissima cosa, guardando al nostro Friuli Venezia Giulia, al suo Friuli. Friuli. Stiamo vivendo un momento difficile, i dati per quanto riguarda l'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono percentualmente i peggiori d'Italia in questo momento, c'è chiaramente tanta preoccupazione e c'è tutta la fatica di un anno trascorso insomma nelle condizioni che sappiamo. Che messaggio si sente di lanciare attraverso Telefriuli a questo territorio? Beh, Friuli è leggenda, non solo in Italia, ma ben al di là dei confini nazionali, è leggenda che parla di un popolo e di una cultura e di uno spirito e di un cuore di straordinaria resistenza, solidarietà, generosità, indipendenza, capacità di fare le cose anche nei momenti più difficili. E credo che Friuli uscirà da questa situazione pandemica esattamente nello stesso modo, con la disciplina, col coraggio, con la solidarietà, con gli aiuti reciproci. Non ho dubbi su questo. Grazie, grazie davvero al professor Mauro Ferrari, grazie per quello che ci ha raccontato, grazie soprattutto per la disponibilità. Buon lavoro. Molto piacere, grazie, arrivederci. Pace Friuli. Eccoci di nuovo in studio con Elettroshock, abbiamo sentito le parole del professor Mauro Ferrari. Allora dalla California ci spostiamo a New York, abbiamo raggiunto via Skype una friulana che da un anno risiede a Manhattan, si chiama Maria Giovanna Zampa, è originaria di Pagnacco e attualmente appunto risiede a New York. È diventata famosa in rete come video blogger. Noi l'abbiamo raggiunta tramite Skype per capire qual è la situazione negli Stati Uniti, come si sta vivendo questo periodo. Abbiamo peraltro scoperto che la nostra corregionale proprio in questi giorni ha scoperto di essere positiva al Covid. Ci ha raccontato di alcune differenze importanti tra l'Italia e gli Stati Uniti in generale sul come è stata affrontata questa pandemia, poi anche relativamente ai vaccini e proprio allo stato d'animo con il quale le persone affrontano questa situazione difficile. Io vivo a New York City e precisamente a Manhattan, quindi un po' l'epicentro di questo virus, almeno per quanto riguarda lo scoppio negli Stati Uniti. E la situazione qui in realtà è piuttosto diversa che in Italia. Io sono in costante contatto con la mia famiglia, in Friuli naturalmente, quindi sento la versione loro di che cosa sta succedendo, come state vivendo la pandemia. Qui è molto molto diverso, come sapete all'inizio, proprio i primi mesi l'anno scorso, gli Stati Uniti si sono trovati completamente impreparati all'affrontare una pandemia, nonostante l'Italia avesse aperto la strada per loro, ma a quanto pare a loro non hanno voluto ascoltare alcun consiglio. Quindi è stato un po' un disastro i primi mesi, mentre adesso devo dire che la situazione, io sono contenta di non vivere in Italia adesso, perché mi sembra che viviate ancora dopo un anno e più in un clima di costante tensione, costante pressione psicologica, mentre qui devo dire che abbiamo imparato come singoli cittadini, abbiamo imparato a prendere le misure igieniche adeguate per contrastare questa diffusione del virus e soprattutto abbiamo molte più libertà, cosa che a mio parere era qualcosa di negativo all'inizio, ma adesso, dopo così tanto tempo, diciamo che non siamo più in costante stato di estrema emergenza. Quindi, ad esempio, i negozi sono tutti aperti qui e non c'è mai stato un lockdown completo. Noi cittadini abbiamo sempre potuto uscire di casa e andare ovunque.
L'unica regola è stata l'uso delle mascherine nei locali chiusi. Quella è stata sempre proprio la costante fin dall'inizio. Dopodiché devo dire che la mascherina, il 99% di noi la usiamo anche quando camminiamo sui marciapiedi in giro per strada. I vaccini sono iniziati da un paio di mesi, più o meno come l'Italia, credo, forse qualche giorno prima, e stanno vaccinando parecchio. Hanno iniziato a gennaio con lo staff medico, dopodiché dico le categorie principali perché ovviamente ci sono un sacco di categorie incluse anche. A febbraio invece hanno iniziato con lo staff dei ristoranti e di tutto quello che riguarda l'industria alimentare, che è considerato ovviamente industria commercio essenziale in questo caso, e delle persone più anziane, e adesso piano piano apriranno un po' a tutto il resto dei cittadini. Come hai vissuto questa esperienza Covid? Credo che il fatto di non essere ossessionati dalle news, cosa che io non sono mai stata, abbia aiutato molto. Mi ha colpito personalmente perché sono malata di Covid proprio in questo momento, per questo mi vedete in pigiama e senza un minimo di trucco, un po' in questi stati. Mi sono ammalata, ho iniziato ad avere i primi sintomi l'altro ieri, ho iniziato a tossire, dopodiché ieri ho passato una nottata con febbre, brividi e poi da lì sto continuando ad avere febbre costante. Sono molto fortunata perché sto avendo dei sintomi molto leggeri. Come funziona allora negli Stati Uniti? Quando ci si trova in queste condizioni, che si fa? In che maniera il sistema sanitario poi si fa carico dei cittadini? Sì, anche qui le procedure ho scoperto appunto in questi ultimi 2 giorni che le procedure sono molto diverse. In effetti io vivo con mio marito qui in appartamento e quindi naturalmente eravamo in 2 implicati in questo problema. Quando ho iniziato ad avere i sintomi non sapevo bene che fare, devo dire la verità, mentre da come parlo con i miei amici e parenti friulani mi sembra che tutti siano molto pronti e preparati nel caso in cui dovesse succedere lì in Friuli. Qui non avevamo idea di cosa fare, quindi siamo andati un po' su internet, sui siti governativi, a cercare informazioni e ovviamente avevamo bisogno di fare un test. So che lì in Friuli i test per quanto riguarda i pazienti sintomatici vengono fatti in specifiche location apposite, credo che il drive-in sia la pratica più comune. Ecco, qui sono rimasta abbastanza allibita a vedere che invece siamo proprio entrati in una clinica dove non c'è stato nemmeno, non siamo stati invitati a igienizzarsi le mani prima di entrare, la nostra maschera non è stata controllata, avremmo potuto avere una maschera vecchia addosso, cose del genere. Abbiamo comunque dovuto aspettare 5-10 minuti in sala d'aspetto assieme a tutti gli altri pazienti che stavano aspettando. Quindi, insomma, rispetto alle conversazioni che ho avuto con gli altri friulani, mi sembra che le cose siano state gestite in maniera molto diversa. Dopodiché, quando ho fatto il tampone rapido, è risultato positivo, ero ancora nella stanzetta con la dottoressa. La dottoressa mi ha naturalmente dato alcune indicazioni che sono di stare in quarantena per 10 giorni dall'inizio dei sintomi, quindi ancora 8 giorni in questo caso, e dopodiché passati questi 10 giorni posso tornare a lavoro, tornare alla vita normale. Mi ha addirittura specificato di non tornare a fare il tampone alla fine di questi 10 giorni perché diceva che spesso il tampone risulta positivo perché viene attivato anche dai virus morti che sono rimasti nel muco, qualcosa del genere. Scusate la traduzione in italiano, adesso penso in inglese, traduco in italiano, quindi non riesco a trovare le parole giuste. E questo, quando l'ho detto ad esempio alla mia famiglia al telefono, li ha lasciati sconvolti perché so che lì invece ci sono delle procedure molto più complicate e le persone sono molto più monitorate. So che i malati di Covid ricevono una telefonata dalle autorità ogni giorno per venire monitorati, mentre qui proprio siamo un po' stati lasciati
al nostro giudizio, devo dire la verità, cioè nessuno ci costringe a stare a casa qua. Io adesso da malata con sintomi potrei uscire e andare a fare la spesa e nessuno mi direbbe nulla. E dagli Stati Uniti ci spostiamo in Inghilterra, dosi del vaccino AstraZeneca, dicevamo, sospese in Italia, anche le prenotazioni sospese in Friuli Venezia Giulia. La situazione non è così nel Regno Unito, dove anzi le vaccinazioni vanno avanti velocemente. Vi proponiamo la testimonianza di una corregionale a Londra. Ricordiamo che la capitale inglese è in lockdown da fine novembre. Siamo stanchi ma intravediamo la luce, racconta a Telefriuli Federica Merlac. Parliamo direttamente con una nostra corregionale all'estero, esattamente Federica Merlac, per il Focolare Furlan, collegata con noi, che si trova in Inghilterra. Queste dosi di AstraZeneca, se non sbaglio, vanno avanti tranquillamente in Inghilterra e addirittura si sta somministrando tantissime dosi, non solo di AstraZeneca ma anche di altro. Sì, usano il Pfizer e AstraZeneca. Praticamente a metà aprile sarà offerta la prima dose a 32.000 persone. Adesso stanno facendo la fascia dai 50 in su, calcolano che da luglio praticamente sarà, la vaccinazione sarà somministrata a quasi tutta la popolazione. Ecco, questo come funziona esattamente? Va per fasce in Inghilterra? Va per fasce, sì. Adesso stanno facendo la fascia da 50 in su, poi chi lavora nelle case di riposo, anche le babysitter, persone vulnerabili con patologie. La fase 2 incomincerà da metà aprile e sarà effettuata la prima dose entro fine luglio. Inizierà la fase da 40 anni fino ai 20. Ecco, qua c'è una vera e propria, adesso si è scatenata un po' di psicosi, paura, gente che rifiuta i vaccini, prenotazioni che prima erano state fatte e poi adesso invece vengono annullate. Lì invece si va avanti proprio a marcia spedita. Si va avanti a marcia spedita, sì, esattamente, anche perché non ne parlano. Non si discute, insomma, di questo tipo di problema. È un merito di Boris Johnson in questo caso, secondo lei? Ma hanno confermato che non c'è nessuna correlazione no. Allora, quello che volevo sapere invece è, al di là dei vaccini, però questo è un paese che ha deciso di fare un lockdown abbastanza duro. Ci sono stati tantissimi contagi, ecco. Ci può raccontare un po' che cosa è accaduto da dicembre in poi? Sì, siamo praticamente in lockdown da novembre. Avevamo aperto il 5 novembre e poi in dicembre, il 20 dicembre, abbiamo chiuso da un giorno all'altro, il venerdì Boris ha fatto il discorso e da un giorno all'altro abbiamo chiuso tutto di nuovo in lockdown per via di questa variante inglese. Ed è un lockdown veramente lungo perché praticamente siamo in lockdown da 5 mesi. Adesso Boris Johnson ha fatto una roadmap per uscire fuori dal lockdown. La prima fase è stata l'8 marzo che hanno aperto le scuole. Il 29 marzo ci sarà la regola che praticamente ci si può incontrare con 6 persone o con 2 nuclei, massimo 2 nuclei familiari. Ci sarà la seconda fase che praticamente il 12 aprile apriranno, quindi apriranno negozi di abbigliamento, libreria, palestre, piscine, i pub, ristoranti, però solo quelli che possono servire all'esterno, nei giardini, parrucchieri, estetiste. Nella fase 3, il 17 maggio, apriranno i restanti pub e ristoranti, quelli che possono servire all'interno. Quindi
diciamo un lockdown molto molto duro rispetto a tutto quello che avete vissuto durante l'anno, cioè mai così tanto duro praticamente, perché è durato 4 mesi, anche, anche le scuole per esempio si sono fermate 3 mesi, la didattica è rimasta a distanza per tutti questi 3 mesi. Sì, hanno aperto l'8 marzo, sì. Sì, è stato veramente un lockdown duro e qui siamo, anche se comunque possiamo uscire di casa per camminare, non abbiamo l'obbligo della mascherina. La mascherina la dobbiamo usare, obbligo solamente nei supermercati, nei posti chiusi, in metropolitana. Insomma, come la vivete a livello psicologico questa clausura, chiamiamola così, così lunga? Come la vivete? Siamo veramente tutti esausti, sì, per quanto comunque abbiamo la libertà di camminare, se ci sono delle belle giornate comunque la gente, ecco, vedo che questa è la parte di Greenwich e c'è sempre un sacco di gente, se c'è una bella giornata la gente esce, e fortuna abbiamo la libertà, non ho mai visto tanti controlli. Adesso il 21 giugno, poi la fase finale, calcolano che apriranno proprio tutto, discoteche, teatri, cinema, festival, e non ci saranno più le restrizioni sociali. Io sono pagata al 100%, il governo aiuta l'azienda a pagare l'80% al dipendente e poi il datore di lavoro può scegliere se pagare il restante 20%, fare un top up. Io sono tra quelle che per fortuna il mio datore di lavoro comunque ha scelto di pagarmi il restante 20% e quindi sì, hanno aiutato moltissimo le aziende, hanno veramente aiutato tanto, hanno aiutato anche le scuole hanno stanziato un fondo di 300 milioni di sterline per aiutare comunque con lezioni private, il sistema scolastico, hanno aiutato tantissimo. E per concludere sul tema dei vaccini c'è un protocollo che è stato siglato proprio questo pomeriggio a Pordenone, protocollo d'intesa tra Regione, Confindustria Friuli Venezia Giulia e organizzazioni sindacali per la somministrazione dei vaccini anti-Covid direttamente nelle fabbriche grazie all'intervento delle cooperative dei medici per le cure primarie del Friuli occidentale e poi la Croce Rossa Italiana. Alla cerimonia della firma di questo protocollo è intervenuto anche il Ministro agli Affari Regionali e alle Autonomie, Maria Stella Gelmini. Le fabbriche sono pronte ad accogliere le vaccinazioni anti-Covid. Di più, gli imprenditori ci metteranno soldi e organizzazione, come già accaduto in passato per i tamponi e l'antinfluenzale. Questo è il senso del protocollo di attuazione del progetto Ancora più sicuri in fabbrica, sottoscritto oggi da Confindustria FVG, Regione e sigle sindacali per l'immunizzazione anti-Covid nei luoghi di lavoro. Un accordo che deve essere l'inizio di tanti nuovi accordi a livello nazionale. Noi siamo andati avanti perché ci siamo resi conto che le variabili non sono solo la disponibilità del vaccino, ma sono anche altre due, sono i tempi e i metodi. Quindi, dato per scontato il fatto che oggi non sono disponibili i vaccini per tutti, in ogni caso noi dobbiamo far sì che quando lo saranno, come per i tamponi, se vi ricordate, non erano disponibili, tutto ad un tratto sono diventati disponibili in quantità importanti. Noi dobbiamo fare in modo di essere pronti a riceverli, pronti a somministrarli con procedure che sono già state concordate fra le parti e sappiamo cosa significa concordare questo tipo di procedure. Abbiamo bisogno di definire quello che sarà il tracciamento dei vaccinati, abbiamo bisogno degli spazi, del personale sanitario, dei medici, abbiamo bisogno di norme transitorie regionali che vadano da un lato a
coprire i somministratori del vaccino dalla responsabilità che avranno, quindi lo scudo di cui si parlava poco fa, di cui la Ministra parlava poco fa. Dopodiché abbiamo bisogno anche per esempio dello svincolo dell'operatività degli infermieri che lavorano per il settore pubblico, quindi tutta una serie di norme che richiedono un certo tempo. Noi vogliamo essere pronti a sostenere il sistema sanitario, quindi non a sostituire, a sostenere il sistema sanitario nel momento in cui i vaccini saranno disponibili e sarà fondamentale somministrarli nel più breve tempo possibile. Anche i lavoratori dovranno fare la loro parte, ma come abbiamo visto per il vaccino anti-influenzale, diciamo, sono i primi a chiedere sicurezza. Assolutamente sì, io voglio sperare che venga, diciamo che prevalga la fiducia nella scienza, la fiducia nei vaccini che sono stati approvati e anche la fiducia in quello che è un sistema di governo oggi unitario. Infatti il rischio è quello che le ultime notizie su AstraZeneca spaventino un po' le persone, però il mondo della scienza sta dando dei segnali confortanti in tal senso, i vaccini sono di fatto sicuri. Assolutamente sì, diciamo che i vaccini sono stati testati, è ovvio che li stanno somministrando da un tempo limitato, ma questo non implica niente, almeno aspettiamo di sentire cosa questa verifica, perché il blocco delle vaccinazioni AstraZeneca è stato effettuato per verificare, non perché sono stati accertati degli effetti avversi, sono due cose molto diverse, dobbiamo stare attenti a come passa il messaggio. Io sono certa che domani l'EMA dichiarerà che il vaccino AstraZeneca non ha alcun tipo di problema. Ecco, sui vaccinati in fabbrica qual è il vostro obiettivo, anche a livello di numeri e di tempi soprattutto? Guardi, se lei lo chiede a noi, il nostro obiettivo è vaccinare tutti i nostri dipendenti 24 ore su 24, quindi nel tempo minore possibile, tutti i loro familiari e possibilmente anche i residenti della zona sulla quale incide la nostra impresa. Nell'accordo è prevista la partecipazione finanziaria del mondo degli industriali per le spese accessorie al vaccino e l'organizzazione delle somministrazioni in collaborazione con le cooperative dei medici di cure primarie e la Croce Rossa. È un'operazione al servizio dei cittadini, dei lavoratori di tutta questa regione. Noi contribuiremo in modo rilevante alla campagna vaccinaria. L'obiettivo è fare in fabbrica il più alto numero di vaccini per i nostri dipendenti. Tutto questo segue l'operazione famosa dei tamponi e dei vaccini antinfluenzali. Abbiamo il know-how per poterla fare in efficienza, abbiamo il contributo della cooperativa dei medici di base della Croce Rossa, aspettiamo i vaccini e partiamo. I soldi li mettono gli imprenditori. L'accordo è stato firmato oggi a Pordenone alla presenza anche del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini. Questa non è una battaglia che si vince dai ministeri o da Palazzo Chigi, si vince se si mettono in movimento tutte le energie presenti nel Paese. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha posto l'accento sull'importanza di avere a disposizione le dosi di vaccino necessarie. Se a marzo dello scorso anno l'unica via erano le restrizioni e le chiusure, oggi l'arma ce l'abbiamo. Se non ci forniscono le munizioni è inaccettabile perdere la guerra perché non abbiamo le munizioni, perché l'esercito del Friuli Venezia Giulia è in campo e siamo sempre stati in prima linea. Un atto importante, il parere di CGIL, CISL e UIL, che potrebbe aprire le porte a sottoscrizioni simili per commercio, artigianato e cooperazione. Continua il percorso che abbiamo cominciato un anno fa per quanto riguarda la gestione della pandemia Covid, nella logica di rendere più sicuri i luoghi di lavoro. Però devo anche dire che in questa regione, anche prima del Covid, c'era una cultura condivisa della sicurezza che ha portato degli accordi importanti nelle fabbriche. Siamo in linea con il percorso del passato. Quando dobbiamo lavorare su temi importanti e soprattutto di prospettiva per lavoratori, aziende e territorio, non abbiamo mai avuto grandi discrepanze nella gestione di queste tematiche qua. Credo che questo sia un valore aggiunto della nostra regione. È tutto per questa puntata di Elettroshock, grazie per averci seguito. Buonanotte, arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da ICLEA.